Prezzi del gelato in aumento e nuovi rincari in arrivo anche su coppette e vaschette dal 1° aprile. In occasione del Gelato Day del 24 marzo, Confartigianato Imprese Veneto lancia una campagna per aiutare i consumatori a riconoscere il vero gelato artigianale. In Veneto il settore vale circa 150 milioni di euro l'anno, con oltre 1100 gelaterie attive. Ma alla crescita del mercato si affianca una forte pressione sui costi. Negli ultimi 4 anni i prezzi sono saliti di circa il 30%. Le materie prime che sono aumentate quest'anno sono soprattutto il cioccolato, il cacao. Già l'anno scorso il cacao ha triplicato il proprio valore, il cioccolato è raddoppiato. Adesso abbiamo anche la problematica della crisi del sud-est asiatico e col problema del blocco dei paesi arabi sta aumentando il costo di trasporto, quindi stiamo tendendo dei rincari un po' generalizzati per quanto riguarda le materie prime. Per tutelare qualità e trasparenza, Confartigianato ha diffuso un decalogo che sarà esposto in tutte le gelaterie venete. Ingredienti freschi e naturali, produzione quotidiana, colori non artificiali e filiera corta sono tra gli elementi distintivi del vero artigianale. Per far riconoscere al cliente quali sono gli elementi distintivi di un prodotto veramente artigianale, veramente genuino, anche per distinguersi rispetto ad esempio a un prodotto industriale in cui magari vengono utilizzati altre tipologie di ingredienti. Noi puntiamo sull'eccellenza, sulla qualità e anche se andiamo a vedere poi in effetti anche la differenza di prezzo non è quello che si pensa, addirittura se andiamo a vedere il prezzo del gelato industriale per quanto riguarda un cono o uno stecco è superiore a quello artigianale se andiamo a vedere il prezzo al chilo del prodotto.